Benvenuti, oggi è domenica 16 giugno 2024. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:23. La luna sorge alle 15:03 e cala all'1:55. Oggi la Chiesa celebra Sant'Aureliano. Il nome Aureliano significa appartenente alla gens Aurelia. Il 16 giugno si festeggia la Giornata internazionale delle tartarughe marine. L'obiettivo principale è quello di migliorare la conservazione e la protezione della tartaruga marina caretta caretta, che si trova nella zona del Mediterraneo, attraverso attività di monitoraggio e di messa in sicurezza dei siti. Il progetto intende anche valutare l'impatto dei cambiamenti climatici sulla nidificazione della specie. Oggi compie 82 anni Giacomo Agostini, il pilota di moto più titolato nella storia, con 15 campionati mondiali vinti tra il 1963 e il 1977. Una curiosità, qualcuno lo ricorderà come intervistatore di altri campioni sportivi nella rubrica pubblicitaria televisiva Carosello. Sono 83 invece gli anni per Michele Gammino, uno dei più noti doppiatori italiani. Infinita la schiera degli attori ai quali ha prestato la voce. Harrison Ford, Kevin Costner, Jack Nicholson, Bill Murray, Richard Gere, Dustin Hoffman, Cary Grant. Per 4 anni ha condotto la trasmissione televisiva Giochi senza frontiere. Infine auguri per i 51 anni di Federica Mogherini, politica romana che ha ricoperto i ruoli di alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, vicepresidente della Commissione Europea e ministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Renzi. È il 16 giugno del 1972, quando a Washington 5 uomini vengono sorpresi mentre cercano di entrare nella sede del Partito Democratico, il Palazzo Watergate. Siamo all'inizio di un intricato scandalo politico che porta alle dimissioni del presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, per effetto dell'inchiesta bomba di 2 giornalisti del Washington Post, Bob Woodward e Cole Bernstein. Sapete cosa si intende per stranezza nel mondo della fisica? È un appellativo che viene attribuito ad alcune particelle che hanno una vita media più lunga di quello che si potesse pensare. Sono infatti particelle instabili, quindi difficili da osservare. La prima ad essere stata individuata nel 1947 è stata la particella lambda. Buona domenica ai 12. La Luna oggi è decisamente più sedata, litiga con meno pianeti ed è assolutamente, nella sua raffinatezza bilancia, una Luna che dispensa voglia di relazione. Vediamo come. Ariete. Proprio per voi no, la premessa vale poco visto che la Luna è in opposizione. Oggi infatti la Luna vi vorrà suggerire di avere pazienza proprio con i vostri familiari, anche se ascolterete i soliti discorsi. Toro. La giornata di oggi è una giornata interessante proprio perché la Luna non sfida i vostri pianeti, ma è una Luna che vi chiede di riordinare delle cose che avete lasciato in sospeso lungo l'arco della settimana, per cui non sarà proprio una domenica libera, ma la passione del partner saprà compensare in serata. È una giornata dedicata un po' al riordino di alcune faccende. Gemelli, rimane un debole trigono con Giove da parte della Luna che sparirà in serata. È una giornata infatti che vi vuole lasciare un po' di sentimento rispetto al lontano, alla voglia di evadere, alla voglia comunque di concludere bene le vostre faccende. Come per magia però la serata si accenderà, perché quando la Luna entrerà in connessione con Sole, Mercurio e Venere tutto si tingerà di rosa.
Cancro, la giornata di oggi è una giornata con una luna a voi ostile e di quadratura, una luna che però vi lascia un po' indifferenti, forse un po' di nostalgia, un po' di noia, di pigrizia. È una domenica che alcuni di voi avrebbero voluto passare in maniera diversa, ma sarà una domenica utile alla riflessione. Leone, la giornata di oggi è una giornata ancora comunicativa e fatta di piccole mondanità che allietano la vostra vita ed è proprio per questo motivo che anche nonostante la stanchezza che Marte vi porta, non rinuncerete a uscire e a vedere amici. Vergine, una giornata oggi con una luna che parla ancora di benfatti, di romanticità e di qualche soddisfazione presa. Il senso del sollievo che avete in questo weekend è decisamente un toccasana. Ricordate di riposare e di dedicarvi all'amore. Scorpione, una giornata oggi un po' emotiva, forse un po' nostalgica, con un Marte che pungola e una luna di 12ª casa, ed è proprio da questo versante che la luna vuole spingervi ad uscire un po', a farvi vedere anche in una dinamica sociale un pochino più integrata, perché probabilmente siete stati concentrati un po' troppo sul lavoro. Incontri fortunati per i single. Sagittario, la giornata di oggi è una giornata veramente molto interessante. La luna sta realizzando delle piccole soddisfazioni per voi e nonostante i pianeti vi obblighino a pensare alla vostra vita come un movimento un po' nomade che non vi dispiace, adesso state assaporando di nuovo la bellezza di non vivere una routine costrittiva. In serata un dialogo con uno dei vostri affetti sarà assolutamente un elemento chiave per addivenire ad una comprensione importante. Capricorno, giornata oggi di luna in quadratura e non volete proprio essere disturbati. Oggi è una giornata dedicata al riposo, ma nel dolce far niente non starete a lungo, perché attivandosi Marte a una certa vorrete fare di tutto e di più, proprio perché non sopportate la noia o la routine e a volte il riposo, perché per voi basta poco. Acquario, una giornata molto intensa oggi affettivamente parlando, proprio perché passione, amore e affetti sono tutti intorno a voi. Marte a volte vi fa sentire stanchi e non amerete oggi posti rumorosi o troppo caotici. Pesci, la luna oggi smette di darvi fastidio e non litiga più con i sogni di Nettuno, torna un po' più di calma, anche se negli affetti ci sono delle persone da accontentare. Oggi le esigenze dei familiari o degli affetti o del partner verranno prima delle vostre. Indossate le giacche di pelle, mettete la brillantina e preparatevi a ricordare l'estate del 78 e le avventure di Danny e Sandy. Parliamo di Grease, il musical interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John, che ha spopolato al botteghino il 16 giugno del 1978. Prodotto con soli $6 milioni, ne guadagnò circa 400. To bite off more than you can chew. Tradotta alla lettera sarebbe mordere più di quello che riesci a masticare. Immaginatevi di riempire la bocca con un boccone così grande da rendere difficile la masticazione. Ecco, accettare troppo lavoro o un progetto troppo grande o complicato è come trovarsi in quella situazione. Rischi di non riuscire a completare tutto. È un po' come fare un passo più lungo della gamba. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi parliamo di un pittore fuori dagli schemi, Egon Schiele. Nel 1912 una terribile accusa scuote la sua vita: corruzione di minore ed esposizione di materiale erotico. Anche se viene assolto, Schiele vive l'incubo del carcere e l'umiliazione pubblica. All'Accademia di Belle Arti di Vienna il suo talento è innegabile, ma presto si ribella ai canoni tradizionali. Ecco che le sue opere, esplicite e sensuali, diventano la bandiera dell'espressionismo austriaco.
Schill si batte per difendere i suoi capolavori erotici, capaci di sollevare scandalo e ammirazione. Ci salutiamo con la frase del giorno. Alcune strade portano più a un destino che a una destinazione. E quindi con uno sguardo sempre avanti verso il destino, grazie alle piccole destinazioni giornaliere, affrontiamo questa meravigliosa nuova giornata di fronte a noi. Mi raccomando, ci vediamo domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata!